Buonasera, benvenuti alla 23esima puntata di A Tutto Campo. Dopo la pausa pasquale siamo tornati in studio a Televide Agrigento per parlare dei tornei che sono rimasti, perché altri tornei sono terminati. Parliamo per esempio del basket con la Fortitudo che si è salvata, non ha disputato i playoff, però è rimasta in Serie A2, dell'Eccellenza, campionato terminato, ma ora partiranno i playoff con il Canicattì. La prima categoria, il calcio a 5, insomma c'è ancora l'Acragas che sta disputando i playoff, il Palermo che lotta per la Serie A, i playoff di Serie C, insomma tante belle cose, compresi i playoff di volley, ed è proprio di volley con il volley che do il benvenuto ad Ambra Composto, centrale della SEAP Aragona. Bentornata Ambra. Grazie. Bentornato anche al presidente dell'Acragas, euforico per la bella prestazione dei biancazzurri ieri a Salemi. Anche se abbiamo giocato contro i ragazzini della Juniores per problemi della società Salemi con i propri tesserati, però noi abbiamo onorato l'impegno così come i ragazzi del Salemi. Poi la differenza era proprio dell'Acragas iniziamo a parlare nell'attesa di un collegamento con Palermo. Non vi aspettavate però fino all'ultimo l'ingresso in campo dei giovani? No, venivano voci contraddittorie, si parlava che si allenassero alcuni elementi della prima rosa, c'erano delle trattative tra di loro per cercare di convincerli a farli giocare, poi alla fine è prevalsa la lineatura dei giocatori, non sono scesi in campo, e quindi purtroppo a qualsiasi livello le difficoltà economiche spesso sopravanzano quella che è la passione, la voglia di fare bene nello sport. È una storia che è trasversale a tutti gli sport e che va dalla Serie A fino alle categorie più basse. Purtroppo senza soldi, senza liquidità è difficile fare qualsiasi cosa, non solo sport. Invece la SEAP Aragona, Ambra, l'opposto delle altre squadre, c'è molta convinzione per i risultati appunto che stanno arrivando. Innanzitutto la vittoria di sabato contro, anche se era la Cenerentola del campionato Battipaglia, però ci sono molte aspettative per i playoff. Beh sì, il progetto sin dall'inizio è sempre stato abbastanza importante. Siamo seconde. L'obiettivo era salire diretti, non siamo riusciti perché ormai per matematica certezza è salito Santa Teresa, meritatamente anche. Però i playoff sono importanti e noi stiamo lavorando per quelli. Ne parleremo fra poco anche con alcuni dati statistici che volevo mostrarti in seguito, però intanto do il benvenuto a Manuel Mannino di forzapalermo.it. Parliamo proprio del Palermo. Qua abbiamo anche un grande tifoso del Palermo che è il presidente dell'Acragas, ha seguito assiduamente il Palermo per 10 anni, il Palermo da Miccoli a Pastore, insomma il Palermo del grande periodo. Benvenuto Manuel. Grazie, buonasera, grazie. Ciao Manuel. Allora, volevo intanto chiederti la situazione del Palermo, non solo con il passaggio societario, ma con l'arrivo di Delio Rossi, il deferimento che è arrivato, speriamo di no, ma probabili punti di penalità, insomma, fammi un po' in generale un excursus su questo breve periodo che sta attraversando la squadra rosanero. Sì, situazione complessa tanto dal punto di vista sportivo e quindi di campo quanto dal punto di vista societario, perché come avrete letto stamattina è arrivato l'atteso in realtà deferimento per gravi irregolarità gestionali commesse dall'ex patron Zamparini, e tra gli altri sono stati deferiti anche l'ex presidente Giovanni Giammarva e Anastasio Morosi, che era il presidente del collegio dei sindaci. Diciamo che il peccato originale che si contesta alla società, in realtà Zamparini in particolare, è l'affare Mepal e quindi la cessione dei diritti del marchio del Palermo alla società lussemburghese Alissa. In breve, in sintesi, sono stati iscritti a bilancio dei crediti che la procura di Palermo sostiene in realtà non esistano.
Esatto, che in realtà non ci sono, per cui ci sono 4 bilanci dal 2014 al 2018 sotto la lente di ingrandimento della giustizia ordinaria e della giustizia sportiva, bilanci che per l'accusa sono stati falsati di fatto, perché sono stati iscritti dei crediti che il Palermo non ha mai poi potuto vantare, ecco, effettivamente. Zamparini in questo momento è agli arresti domiciliari, come saprete, proprio per questo motivo, come misura cautelare, perché il processo ancora deve iniziare, e il Palermo rischia una penalizzazione in classifica che potrebbe anche essere scontata nel campionato in corso, quindi se il Palermo, come sembra, dovesse giocare i playoff, si potrebbe anche ridisegnare la classifica al netto di questa penalizzazione, un po' come è successo al Bari per tutt'altri motivi l'anno scorso. Proprio nel finale di campionato sarebbe, tra virgolette, una tragedia sportiva per la squadra, la società e i tifosi rosanero. Volevo chiederti, Manuel, anche a proposito del passaggio di proprietà, oggi è uscita la notizia da parte di alcuni politici di sinistra che pare abbiano riscontrato dei legami con Forza Nuova, dei nuovi proprietari. Ecco, cosa mi dici in proposito? E allora, in particolare si parla di Stefano Pistilli, che è l'azionista di maggioranza tramite Gepro, che è una società controllante di Arcus Network, che sarebbe poi la società che sta per acquisire il Palermo. Io, se posso darvi la mia, credo che ci sia una buona dose di strumentalizzazione, come sempre, in questa polemica che è nata negli ultimi giorni, perché è venuto fuori che Stefano Pistilli ha avuto negli anni scorsi, parliamo in realtà di 10 anni fa, dei legami con Forza Nuova. Voglio sottolineare anche che, al netto di qualsiasi posizione politica si abbia, Forza Nuova è un partito politico legittimato dal 1999 che partecipa alle elezioni politiche dal 1999, amministrative, europee, eccetera, eccetera. Non parliamo certo di un nucleo di sovversivi. Poi, ripeto, al netto di quelle che siano lecitamente le posizioni politiche di ognuno di noi. Voglio dire che però ho trovato questa nota di sinistra comune un po' strumentale, ecco, in un momento in cui forse può fare comodo parlare di politica anche nel calcio. Stefano Pistilli, che ho avuto modo di contattare, ha rimandato tutta la discussione alla conferenza stampa che ci sarà in seguito alle firme in calce sul closing, che, ripeto, non è ancora avvenuto. C'è un accordo preliminare vincolante con tanto di penali già firmato, ma il closing dovrebbe avvenire, se tutto andrà bene, il 2 maggio, quindi giovedì. Ho capito. C'è una domanda da parte del presidente dell'Agras, dottore Bottone, prego. Riscontro una similitudine sorprendente, cioè il Palermo ha fatto 2 campionati identici, quello dell'anno scorso e quest'anno, no? Proprio si possono praticamente sovrapporre, perché dopo un giro d'andata come l'anno scorso, tutto in testa, senza pubblico o con pochissimo pubblico, poi nel girone del ritorno o nelle fasi finali del torneo tutta una serie di rovesci. Fatto salvo il fatto delle problematiche societarie che chiaramente possono influire sui calciatori, però che idea te ne sei fatta tu di questa agghiacciante similitudine di 2 tornei identici che si sta buttando anche questo campionato poi via, come quello dell'anno scorso? Beh, io credo che sia più che altro una questione veramente di mentalità. C'è un blocco dentro questo Palermo che ormai è ben presente da 3 anni, poi certo ci sono state delle cessioni, degli acquisti, però ci sono giocatori che sono nel Palermo ormai da 3 anni, dalla Serie A. È evidentemente una questione di mentalità lontana da quella che dovrebbe essere la mentalità di una squadra vincente. È veramente è quasi un paradosso questa sovrapposizione, come ha ben detto lei, dei 2 campionati dell'anno scorso e di quest'anno, che sembrano identici, sembrano fotocopie. La prima parte di stagione, un Palermo che di riffa o di raffa comunque vince e ha la vetta della classifica, e che nel girone di ritorno, se andiamo a vedere i punti, è quasi alla stregua di un Livorno o di un Padova, per fare 2 esempi, diciamo, dell'attualità, visto che si è andati a pareggiare a Livorno e si è pareggiato in casa col Padova. E credo che sia davvero soltanto una questione di mentalità, perché poi sulla carta l'organico del Palermo, oltre a essere qualitativamente importante, è anche quantitativamente
importante. Non si capisce altrimenti come sia possibile che da gennaio, febbraio ad oggi il Palermo abbia raccolto una miseria di punti, ripeto, da zona play-out praticamente. Il mio personalissimo cartellino è questo, è una mentalità perdente. Sì, vediamo i risultati e classifica nel frattempo, così le commentiamo insieme a Manuel velocemente, perché il Palermo con questo risultato, con questo pareggio a Livorno, non ha compromesso, però sicuramente ha peggiorato le velleità di promozione diretta. Allora, Benevento Cosenza 4-2, Livorno Palermo 2-2, Pescara Verona 1-1, Salernitana Carpi 2-5, Venezia Crotone 1-4, Spezia Perugia 1-1, Cremonese Foggia 1-0, Cittadella Ascoli 2-2, Lecce Brescia 1-0, risultato che ha praticamente, tra virgolette, inguaiato il Palermo, perché in classifica adesso il Lecce ha appaiato il Brescia a 63 punti e sì, il Palermo è rimasto a 58. Quale rivoluzione potrebbe esserci in classifica a seguito di questo deferimento, secondo te, Manuel? Hai idea dei punti di penalizzazione che potrebbero arrivare? Ancora non abbiamo ben chiari quelli che potrebbero essere i risvolti da questo punto di vista. Si va da una penalizzazione minima di 1 punto a una massima in termini di punti di 10, il che in realtà sarebbe una tragedia vera e propria, perché il Palermo, ora vedremo le ultime 3 partite come andranno, però con 10 punti di penalizzazione si rischia addirittura di non partecipare nemmeno ai playoff. Capiremo già venerdì, quando ci sarà la prima udienza al Tribunale Civile di Palermo. Potrebbe anche risolversi tutto in una bolla di sapone, è tutto da capire ancora. Ci sono anche dei come dire, risvolti che potrebbero essere ancora più tragici, cioè addirittura l'esclusione dal prossimo campionato, la revoca del titolo sportivo. È tutto da capire in base alla giustizia sportiva e al decorso che avrà la giustizia sportiva. Sappiamo che la giustizia sportiva è più veloce di quella ordinaria, quindi si aspetta una risposta entro il 15 maggio. Vedremo. Certo non ci voleva in termini di come dire, motivazione, che già, come avete visto, evidentemente è venuta a mancare, non ci voleva proprio anche questa. Speriamo che non Su una cosa possiamo essere certi, che la società che acquisterà il Palermo non si è fatta trovare, diciamo, non si è stupita più di tanto. Sapevano già che sarebbe arrivato questo deferimento, quindi nel momento in cui hanno chiuso l'accordo con il Palermo erano già ben consapevoli della situazione odierna della società rosanero. Speriamo che il tutto non vada a turbare, come dici tu, ulteriormente la serenità dei giocatori anche per la prossima partita che il Palermo giocherà contro lo Spezia mercoledì 1 maggio alle 12:30 da Renzo Barbera. Partita difficile anche sulla carta, perché lo Spezia è settimo e si gioca l'accesso ai playoff. Sì. Quindi io mi aspetto una partita davvero dura. Il problema vero qui è che il vero nemico del Palermo è il Palermo stesso. E lo abbiamo visto perché, pur affrontando nelle ultime 2 partite squadre nettamente inferiori, non solo sulla carta, nettamente inferiori, comunque non è riuscito a portare più di 2 punti su 6 disponibili. Quindi mi aspetto una vera battaglia. Lo Spezia verrà a fare la sua partita e ci affidiamo all'esperienza di Delio Rossi. In qualche modo questo esonero improvviso di Stellone porterà o frutti sperati o frutti insperati. Vedremo già da Palermo Spezia, perché è chiaro che a Livorno Delio Rossi era arrivato da 48 ore, insomma non ha potuto toccare nulla nella squadra. Vedremo adesso mercoledì come andrà. Ripeto, mi aspetto una partita molto molto complicata per Rossi. Ricordo proprio ancora, per ulteriori similitudini, che il Palermo perse nel finale del campionato l'anno scorso punti col Cesena e col Bari, che poi sono fallite praticamente, poi a fine campionato sono state cancellate. Quando tu avresti mandato Stellone da presidente del Palermo? No, io credo che sia stata una scelta davvero forse dettata dal momento di furia di Rino Foschi, che conoscete tutti. È un personaggio un po' fumantino, quando gli parte, per dirla così, non lo fermi più. Lo ha detto lui stesso: probabilmente se ci avesse dormito su l'esonero non sarebbe arrivato. Però dopo quel pareggio contro il Padova si è sentito così il presidente e direttore sportivo del Palermo. Io non l'avrei mandato, perché 4 giornate sono davvero poche, e in questo senso la situazione rispetto all'anno scorso era un po' diversa.
nel senso che Contedino forse l'anno scorso hanno perso anche tempo ad esonerarlo. Con Stellone la situazione è diversa, è vero che non sono arrivati i risultati sperati, però voglio anche ricordare che prima del pareggio contro il Padova il Palermo aveva vinto a Benevento, aveva vinto in casa contro il Verona. Io credo che uno scossone simile a 4 giornate dalla fine, con il Palermo che ancora era pienamente in corsa per la promozione diretta, insomma, potrebbe non aver fatto davvero il bene della squadra. Speriamo che l'esperienza di Delio Rossi però venga incontro a tutte queste istanze, ecco. Grazie Manuel, complimenti Grazie per il tuo forzapalermo.it, che so che va benissimo, è un sito di informazione molto aggiornato, è un punto di riferimento ormai dei tifosi palermitani. Sì, grazie a voi e speriamo bene per mercoledì. Ok, Forza Palermo, grazie. Sì. Ciao Grazie, Manuel. grazie. E allora, un cambio di allenatore a 3-4 giornate dal termine, anche nella pallavolo, come lo avreste visto voi giocatrici? Tosta. In piena corsa per la promozione. Tostissimo. Io non so, onestamente non seguo il calcio, Sì. soprattutto il Palermo. Qualcosina della Serie A, ma la Serie B proprio per niente. Quindi non so che problemi ci fossero, cosa è successo, eccetera, però cambiare allenatore già di per sé non è una cosa facile in corsa normalmente. A 4 giornate dalla fine in corsa playoff è dura. Certo, potrebbe andare a turbare certi equilibri. Ecco. Assolutamente. Di solito comunque si sa quello che si lascia, non si sa mai quello che si trova. Quindi non sai mai se chi arriva, per quanto bravo o meno, riesce ad inserirsi bene nella squadra, i lavori che fa, gli equilibri se vengono mantenuti o vengono stravolti. Certo. Insomma. Invece di equilibri sicuramente non potrà lamentarsi Bruno Visente con la sua Juve Stabia, perché ha vinto il torneo di Serie C, l'ex giocatore dell'Acragas e marito proprio di una giocatrice collega della nostra Ambra Composto della SEAP Aragona. Ha assistito alla partita proprio SEAP Aragona a Battipaglia di sabato scorso, lo abbiamo intercettato, lo abbiamo intervistato e ci ha raccontato un po' quello che è successo a Castellammare. Vediamo. Allora, successo clamoroso, incredibile, per certi versi sorprendente, Juve Stabia in Serie B. È vero, buonasera, è vero. Abbiamo fatto questa cavalcata, possiamo dire, partendo comunque da un progetto solido, come abbiamo già parlato dell'anno scorso, lasciando la base della squadra. E poi il progetto ci ha pagato e siamo riusciti a portare, grazie a Dio, la Juve Stabia in Serie B. Ma io credo che la cosa principale è stata la programmazione della squadra, nel senso di mantenere la base dell'anno scorso, poi fare degli acquisti comunque mirati a migliorare la squadra di esperienze. Quindi io metterei come cosa principale il progetto che è durato 2 anni in questo caso. Tu sei qui oggi perché tua moglie ha giocato la partita con la SEAP Aragona, tra l'altro Jacqueline che ha festeggiato con te la promozione a Castellammare. Sì, è vero, lei ha avuto la settimana scorsa di riposo, quindi è venuta a vedere, ci ha portato pure bene perché da questo 1 anno e mezzo che sono là, lei è la prima partita che ha visto ed è riuscita a venire a guardare e noi siamo comunque riusciti a arrivare nel traguardo che aspettavamo, insomma. L'Acragas affronterà i playoff in promozione, come sai la squadra è stata rifondata, un augurio per questi playoff? No, ma io l'Acragas, tutti lo sanno, l'Acragas da Agrigento tengo veramente nel cuore, faccio veramente i miei più sinceri auguri per questo playoff, spero che le cose vanno per il verso giusto, che veramente vedere l'Acragas così è anche bruttino, spero che ritorni più presto su. Ultima domanda, il futuro di Bruno Visente? No, io ho ancora un altro anno di contratto a Castellammare, quindi a principio la volontà di rimanere, però vediamo un po' come andrà a finire tutte le altre cose. Il gemellaggio continua con le Vespe, cosa si sente di dire al popolo cracantino? Io a Cracantino mi sento di dire forza Juve Stabia, perché Juve Stabia mi sta dal cuore. Bravo. E anche i tifosi mi stanno veramente simpatici. Nós estamos falando diretamente da Série B! Meu Deus, olha quanta gente!
L'accolgo con piacere, ricordando che poi le due tifoserie, quelle dell'Agregas e della Juve Stabia, sono gemellate, per cui fa piacere insomma, che gli amici di Castellammare sono saliti, sperando che anche noi riusciamo a sfruttare questa onda positiva e fare anche noi un piccolo salto di categoria. Jacqueline è molto tifosa del marito, delle partite, delle squadre dove gioca il marito Bruno. Sì, penso di sì. No, so che diciamo, non è riuscita quasi mai appunto a vedersi una partita perché... Questa è l'unica, mi diceva suo marito, sì, è la più importante. Non coincidevano dentro casa, fuori casa con noi, cioè non è riuscita a beccarlo mai e questa è stata l'unica che è riuscita a vedere. Allora, parleremo ancora di Jacqueline subito dopo il servizio che riguarda la Serie D. C'è un blocco di partite importanti, il Bari che ritorna in Serie C immediatamente, praticamente dopo una sola stagione. Dunque Bari Rotonda, Marsala Troina, 2-0 per il Marsala, e Messina San Cataldese con la vittoria della San Cataldese allo stadio di Messina. Prego. In un San Nicola vestito a festa per celebrare la promozione in Serie C, il Bari chiude in bellezza il proprio campionato tra le mura amiche battendo il Rotonda per 2-1. Con la coreografia della curva nord e 18.000 presenti a fare da cornice, cominciano forte i biancorossi, con Amlili che serve Neglia che al volo prova a incrociare col destro. Risponde il Rotonda con un bolide dalla distanza che impegna Marfella, sulla ribattuta Flores deposita in rete a gioco fermo. Passa meno di un minuto e al settimo il Bari va in vantaggio, con Floriano che approfitta di un errore in fase di disimpegno e fulmina Gonzales con un delizioso tocco da calcio a 5. Per l'esterno biancorosso è il gol numero 13 in campionato. Il Bari domina, al 14° Di Cesare, tutto solo sull'angolo calciato da Floriano, stacca di testa e non riesce a trovare il 2-0. Il Rotonda si fa vedere ancora con Flores, ma il suo sinistro è murato da Mattera. Ancora Bari, crossa Floriano, respinge Silletti e Neglia accoglie clamorosamente il palo portiere battuto. Il Rotonda balla paurosamente e l'occasione del 2-0 capita sulla testa di Simeri che stacca bene ma riesce solo a sfiorare. Alla ripresa si rivedono gli stessi 22 del primo tempo e il Rotonda si rende pericoloso con Talia che salta Turi con uno stop a seguire ma trova pronto Marfella che respinge in angolo il suo sinistro. Si fa rivedere Di Cesare, ancora sul calcio d'angolo di Floriano, ma il numero 6 non è fortunato e non riesce a gonfiare la rete. La porta del Rotonda sembra stregata, questa volta è Gonzales a compiere un vero e proprio miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Simeri, servito ottimamente da un traversone di Mattera. Al 66esimo la standing ovation del San Nicola accompagna l'entrata in campo del capitano Ciccio Brienza, ma 3 minuti più tardi il Rotonda pareggia. Chiavazzo in pressing soffia il pallone ad Amlili e calcia di sinistro e il suo tiro, deviato da Mattera e sfiorato da Marfella, termina la corsa oltre la linea nonostante il disperato intervento di Di Cesare. Ma il Bari non ci sta e torna subito a spingere. Destro forte e teso di Brienza, Simeri spaccata non ci arriva di un soffio. Cornacchini inserisce Liguori per Neglia e nel finale dentro Iadaresta per Amlili. E al minuto 87 il Bari trova finalmente il meritatissimo vantaggio. Il cross di Liguori taglia fuori tutta la retroguardia ospite. Iadaresta la sfiora e sul pallone si avventa Simeri che questa volta di sinistro non sbaglia e trafigge Gonzales per il suo gol numero 13 in stagione. Bari Rotonda finisce così, con la squadra che festeggia sotto la curva nord pazza di gioia e il San Nicola che ribolle di entusiasmo per il primo grande passo del Bari dell'era De Laurentiis. Il Marsala batte il Troina per 2-0 salendo a quota 53 punti e conquistando matematicamente il terzo posto con 90 minuti d'anticipo. Questo significa la matematica disputa delle semifinali playoff tra le mura amiche. L'allenatore Giannusa schiera il 4-3 con Secumbi interno sinistro di centrocampo e Balistreri di punta sostenuto da Mazzara e Manfrè. Subito si comincia con il Marsala in attacco. Al 10° minuto con l'azione del Marsala il pallone termina in rete ma l'arbitro annulla. Al 12° il Marsala in attacco, anche in questo caso la palla non c'entra la porta. Si fa vedere invece il Troina con un tiro che termina alto. Al 40° Fragapane lancia lungo, Balistreri dai 20 metri controlla di petto e spara al volo di collo pieno. Serenari, ex di giornata, sfiora quanto basta per far stampare la palla all'incrocio dei pali.
Al 41esimo il gol del Marsala, Secum in buca per Manfred che controlla e mette in rete in diagonale, 1-0. Si comincia nel secondo tempo con subito gli ospiti. Adeyemo sfugge sulla destra e crossa, Musso alza di troppo da ottima posizione. Al 64esimo cross splendido di Lonigro, Prezzabile si appoggia di petto verso Manfred che da buona posizione mette ancora al lato. Al 79esimo si chiude la gara, Candiano viene atterrato in area di rigore, Ferreira viene espulso con cartellino rosso diretto per proteste, Balistreri non sbaglia dal dischetto siglando il definitivo 2-0. Al triplice fischio, festa meritata per tutta la famiglia azzurra, neopromossa, che centra il terzo posto. Comunque di tifosi provenienti dal centro nisseno. Nel primo tempo il Messina ha giocato meglio degli avversari, non demeritando. Qui Arcidiacono apparecchia per Cocimano, conclusione con il mancino che si perde alta sulla trasversale. Poi ancora una chance sempre per il giocatore ex Acireale che è stato recuperato all'ultimo momento, conclusione questa volta blanda, non difficile la parata di Franz. E poi arriva il gol della San Cataldese, azione viziata al fallo di mano di Gambino, poi l'azione prosegue con Ficarotta che non può sbagliare il gol dell'1-0, ma rivedendo l'azione dobbiamo notare il fallo di Gambino, il fallo di mano, e l'arbitro invece avrebbe dovuto interrompere il gioco, non l'ha fatto. San Cataldese che passa in vantaggio, quindi gara che viene anche decisa da piccoli particolari che poi diventano grandi come questo qui. Il Messina tenta l'assalto soprattutto con le palle inattive, ma non inquadra lo specchio della porta. Ancora Catalano, un'altra punizione, attraversa tutto lo specchio e non manca la deviazione vincente il Messina. Poi una lunga fase a favore della San Cataldese che si chiude e riparte benissimo in contropiede, mettendo in grande difficoltà il Messina, anche in deficit di condizione atletica nel secondo tempo. Conclusione alta sulla trasversale, poi ancora l'azione di Gambino, l'arbitro in questo caso concede il vantaggio e poi una conclusione che viene neutralizzata in calcio d'angolo da Jairo. Poi Gambino cicca, l'ex attaccante del Messino si rifarà 2 minuti più tardi quando su questo calcio di punizione mette il gambone anticipando il diretto avversario e infila la palla in porta per il 2-0. Disperati assalti del Messina con Arcidiacono, palla alta sulla traversa, poi Cocimano trova il gol del 2-1. Siamo al 38esimo minuto, 7 minuti quindi ancora a disposizione del Messina, più il recupero, altri 5 minuti. Proprio nel recupero la squadra di casa prova a dare il massimo qui con Arcidiacono, e poi la migliore occasione è questa per D'Ascoli, che però decide scelleratamente di calciare in porta con il piatto mandando fuori, e alla fine il Messina si fa male anche da solo, perché in questo contrasto Ferrante reagisce così dando un calcione all'avversario e arriva il cartellino rosso e sarà un Messina decimato che si presenterà a Rotonda. Eccoci tornati in studio. Io poco fa ho dimenticato, mea culpa, la classifica dei risultati di Serie C, per cui prego la regia di mostrare il torneo di Serie C con ormai la Juve Stabia che ha agguantato la serie cadetta. Casertana Potenza 0-0, Cavese Catania 2-2, Matera Juve Stabia 0-3 a tavolino, Rieti Monopoli 1-1, Siracusa Catanzaro 1-0, Trapani Paganese 2-1, Vibonese Regina 0-2, Francavilla Bisceglie 2-1, Viterbese Rende 1-3, in vetta appunto promossa in Serie B la Juve Stabia con 77 punti, Trapani, Catania, Catanzaro e Potenza sono in corsa per i playoff, manca una giornata alla fine del torneo di Serie C, per cui è ancora in gioco potenzialmente anche il Francavilla per i play-off per la Serie B. E vediamo allora pure i risultati della classifica di Serie D, con il Bari appunto che vediamo la Ciriale Portici 3-2, appunto il Bari ha battuto 3-2. Ecco la classifica: Bari 78 punti promosso in Serie D, Turris, Marsala, Castrovillari
Portici o Acireale, c'è l'ultima giornata ancora che si dovrà disputare, ecco, sono in corsa per i play-off, per un eventuale ripescaggio dalla Serie C. Questo è un po' un meccanismo un po' controverso, per cui la Turris, che è potenzialmente la più forte, almeno sulla carta, fra tutte le altre squadre dietro, potrebbe essere la prima possibile ripescata nell'eventualità di un fallimento o di una retrocessione dalla C di una squadra. Insomma, un meccanismo un po' controverso che ci ha visto pure noi vittime qualche anno fa, se ricorda, Presidente, ma con la Correggese. Quest'anno tra Lega Professionisti e Serie D c'è una guerra per questi eventuali ripescaggi, perché non si capisce la retrocessione, se saranno bloccati. C'è una guerra in atto politica e quindi non si saprà come andrà a finire e gli organici come saranno fatti. Il Presidente della FIGC Gravina vuole riformare. Sarà un'estate caldissima come sempre in Serie C, ma penso che per la Serie D sarà dura. Sabato si è giocata sia a Paragona Battipaglia, ultima in classifica, battuta 3-0 nettamente dalle nostre ragazze. Ci sono state le interviste nel post partita, vediamole, poi rientriamo in studio. Che dire dell'Aragona? L'abbiamo vista già l'andata, sembra che sono migliorate. Più di questo non so che dire. Gli auguro sicuramente che andranno in B1 e noi che rifacciamo l'abitudine un'altra volta l'anno prossimo. La partita a parlare è inutile perché si è visto, noi siamo venuti con i nostri ragazzi under 18, anche che mancano 2 che giocano con loro. Loro hanno vinto una fase provinciale, Salerno non è piccola come provincia, andiamo a giocare interregionale, di questo siamo contentissimi. Il campionato è partito in un modo, io sono rientrato in corso, poi con il Presidente abbiamo parlato, abbiamo deciso di dare strada ai giovani ragazzi. Ora, chi uscirà, chi non uscirà, noi lavoriamo. Per la loro età sono cresciuti perché lo dimostrano contro under 18, coetanei loro. Qua è certo che ora a parlare di Agrigento si vede, è un squadrone fatto con un'idea, con un'impostazione, con un obiettivo chiaro. Sicuramente noi ragazzi sapevamo in partenza che avremmo perso perché comunque siamo dell'under 18 ed era una squadra forte. Però comunque penso che possiamo essere fieri di noi stesse perché abbiamo dimostrato che anche una squadra come la nostra può fare qualcosa. No, sapevamo che l'avversario era un po' distante da noi, no? Come momento di pallavolo. In questi casi viene fuori un grande rispetto sia per l'avversario che per lo sport. Noi oggi dovevamo fare la nostra miglior partita in assoluto, pur sapendo che l'avversario ci avrebbe non ci avrebbe messo, no, in difficoltà particolarmente, però stare lì con la testa per 3 set con attenzione, io sono molto contento che la squadra ha fatto questo. Io ho vinto campionati durante il campionato, ho vinto campionati facendo i playoff e devo dire la verità, mi ricordo molto di più quelli vinti tramite i playoff perché è una bella avventura. Abbiamo voglia, ci andiamo a prendere queste 2 o 3 partite che avremo e noi ci siamo. Sofferto, no? Vincere all'Agrigento non era poi così semplice. No, era una bolgia questo, infatti abbiamo qua... Sì. No, era una trasferta difficile perché questo era un campo caldo, ma caldo, veramente caldo. Sì, era... E poi era una squadra comunque competitiva questa, una squadra che lottava, che aveva qualità, capacità, poi... Il tema di oggi che c'era in questa partita, non c'era quella differenza, ma la verità è che non esistono mai partite facili, quindi, perché la prima partita che giochi, anche oggi, proprio adesso faccio il mental coach, è nel tuo campo, al di là dell'avversario, facile, medio, difficile, è come tu giochi nel tuo campo, come lei ha notato determinate cose, le avete notate sul campo di Aragona Pallavolo, poi l'avversario è quello che è, oggi era quello, come ha detto il mister, abbiamo rispettato, come ha detto Francesca, ma la nostra sfida era esprimere la miglior pallavolo nel nostro campo, cioè questa è una società seria,
una società ben strutturata, cioè oggi quando eravamo lì dopo il primo set eravamo in uno skybox vuol dire stadio di San Siro, vuol dire Allianz Juventus Stadium, quindi ho conosciuto gli sponsor, ho conosciuto il territorio che sta sostenendo questo progetto, cioè qui c'è veramente qualcosa di importante, non so se ne siete tutti consapevoli e non lo dico per far complimenti a nessuno, è la verità, è così. Allora, ha ragione Franco Bertoli? Beh sì, una società ben strutturata. Sì, di Giacomo il Presidente ci tiene tantissimo a che tutto vada per il verso giusto, l'immagine che si lavori, ci si comporti in un certo modo e sta lavorando per questo. Il progetto, come dicevo prima, è importante e quindi giustamente si lavora in un determinato modo. Vediamo classifica e risultati della Serie B2, la penultima giornata, con Aragona che ha battuto 3-0 il Battipaglia, mentre Santa Teresa de Riva ha battuto la Mediolanum 3-0, ha sancito praticamente matematicamente l'approdo in Serie B1. Sì. La classifica: Santa Teresa de Riva 66 punti, promossa in B1, SEA Paragona 63, anche se ci sarà l'ultima giornata, ma nell'eventualità di una sconfitta del Santa Teresa, anche arrivando a 66 punti, Aragona sarebbe, cioè Santa Teresa sarebbe promossa, ecco perché hanno già festeggiato per via della differenza di set e di punti probabilmente, o di set. Ecco, abbiamo preparato anche una grafica che riguarda, ecco, le statistiche della differenza tra Santa Teresa e SEA Paragona, oltre ai punti 66 e 63, i 7 vinti, 67 contro 65 di Aragona. Quelli persi probabilmente hanno giocato un ruolo decisivo, 9 contro 15, ma i punti fatti sono maggiori da parte della SEA Paragona, 1929 punti contro 1874, meno quelli subiti, 1336 contro 1543. Vabbè, è normale, perché avendo fatto più 3-1 noi, quindi perso più set, fai più punti ma ne perdi anche di più. Ne perdi anche di più. Peccato per quelle due partite perse 3-2. Una partita. Cioè una partita persa e una vinta 3-2 in casa con la Condor. Con la Condor, e l'altra persa a Pizzo Calabro. Sabato prossimo a Giarre, l'ultima di campionato, poi playoff. Sì, vabbè, Giarre si gioca all'ingresso nei playoff e quindi sappiamo già benissimo che sarà una battaglia in casa loro per giunta, dove noi dobbiamo andarci a prendere i 3 punti per consolidare il secondo posto, che comunque per noi in classifica è sicuro, è matematico. A noi interessa essere le migliori seconde però dei 3 gironi, in modo da poter avere le eventuali belle in casa e comunque fare saltare il primo turno, i quarti di finale, arrivare direttamente in semifinale. In semifinale che si giocherà in casa il 22, se non 22 maggio. Alla Palla Nicosia, contro un avversario ancora da definire, perché ovviamente si devono giocare quarti. Perché le altre squadre sono più vicine, seconda e terza, addirittura anche Orsogna del girone G, se non sbaglio, con la Pallavolo Teatina che invece è prima, sono comunque molto vicine, hanno credo un punto di differenza o 2, quindi se la giocano fino all'ultimo anche primo e secondo posto. Da loro è più un'incognita rispetto da noi che invece siamo più distaccate. Un'altra cosa particolare sarà già che questa partita al Palla Nicosia si dovrebbe giocare, se non ho capito male, alle 21. Dunque i tifosi, il pubblico non avrà... non avranno scuse, che mi è arrivata questa voce. Io non lo so ancora, forse 21, no, forse 20:30, alle 20, non lo so, però non so perché, forse per disponibilità del campo... Perché si gioca di settimana probabilmente, il 22 non è né sabato né domenica. No, il 22 è mercoledì. È mercoledì, probabilmente per esigenze, ecco, si giocherà 8:30 come dicevo, o 21, però diciamo, i tifosi non avranno scuse di chi lavora e chi non lavora, quello è un orario... come orario sì, però magari la gente dopo il lavoro se non andrà a casa. Sì, volevo farti vedere un'altra cosa che riguarda proprio Jacqueline, ne parlavamo poco prima dell'inizio di ogni partita, la brasiliana, ovviamente da buona brasiliana qual è, che potrebbe fare col pallone, caro Presidente, palleggiare.
palleggiare in una maniera fantastica, perché vedete che lei è bravissima a calcio, ha un palleggio davvero raffinato, anche perché il papà è un insegnante di calcio, come i tifosi dell'Akragas conoscono, il mestre Dubugrau, che salutiamo perché guarda tutte le nostre repliche. Ecco, vedete Tacco, è fantastica Jacqueline, che salutiamo perché sappiamo che ci sta seguendo. Tu invece col pallone a calcio come te la cavi? Io ho i piedi troppo grandi. No, me la cavicchio, da piccolina, da maschiaccio ci giocavo sempre con i miei amici. Però niente di che. Allora, prima di parlare di Akragas, rimaniamo ancora nella pallavolo Aragona, perché abbiamo un'intervista che abbiamo realizzato a Franco Bertoli, il campione della Panini Modena e della Nazionale, che appunto è stato in visita ad Agrigento a seguire proprio le ragazze della SEAP. Franco adesso è un mental coach, per cui ha, diciamo, un po' come dire, per certi versi plasmato le ragazze e preparato le ragazze per i play-off, per diciamo una preparazione un po' mentale che riguarda queste partite delicate. Abbiamo parlato di lui e ci ha parlato non solo delle partite della Panini Modena e della Nazionale, ma anche di quando è venuto a giocare ad Agrigento e della nostra città. Vediamo. Giulio Velasco è tanto, nel senso che lui ha sempre messo l'accento sull'allenamento motivazionale, mentale, quindi attenzione che peraltro mettono tutti gli allenatori, perché poi Giulio è anche un allenatore tecnico, tattico e ha qualità in tutte le aree. È chiaro che quello dell'allenamento mentale è una parte importantissima e Giulio, soprattutto in tante sue affermazioni, è diventato molto popolare anche fuori dal mondo della pallavolo proprio per questa parte che lui ama molto. Io stesso, avendo vissuto con lui, ho sentito questa parte molto importante e quindi l'ha fatta sua, ma torno a dire, l'allenamento mentale è una parte della preparazione insieme a quella fisica, quella tecnica e quella tattica. Partite che ricorda da giocatore, allenatore, dirigente, le tre più importanti in tutte e tre i ruoli che ha ricoperto? Ma è difficile da dire, anche se la prima volta è la più importante, quindi da giocatore vinsi il primo scudetto proprio a Torino nel 79, fu un'emozione veramente incredibile, non credevo ai miei occhi che fosse possibile vincere uno scudetto. E a proposito di scudetto, anche da allenatore, quando vinsi lo scudetto da allenatore fu una serie di playoff difficilissima, perché vincemmo a gara 5 contro la Sisley, eravamo in svantaggio 2 partite a 1, quindi andammo a giocare a Treviso, loro avevano già preparato la festa, invece pareggiamo 2-2 e vincemmo poi gara 5, quella è stata sicuramente la più difficile. E poi da direttore generale la Champions è stato un risultato molto ambizioso che abbiamo proprio ricercato come società, e averlo vinto è stata l'emozione più grande. Che nome? Cantagalli, Lucchetta, Bernardi, Zorzi, una nazionale stratosferica. Ho giocato con tutti loro, li ho cresciuti, tra virgolette, nel senso che con me hanno esordito, perché Cantagalli, Lucchetta, Bernardi hanno esordito con me capitano a Modena alla Panini, lo stesso Velasco ha esordito a Modena, io avevo 27 anni, lui ne aveva 33, lui non aveva mai allenato in A1, quindi li ho supportati, lo stesso Zorzi a Milano quando erano tutti ragazzi che io li ho seguiti in parte, ma è stato bellissimo conoscerli, poi loro erano già forti per conto loro e hanno appunto creato quella famosa generazione di fenomeni. Che ricordi della sua partita ad Agrigento? Un gran tifo, era veramente una palestra difficile da affrontare, perché qui c'era un tifo incredibile, eccezionale, che ci metteva in difficoltà, perché non era semplice giocare qui.
è una squadra allestita comunque competitiva, con qualità, ma soprattutto con un entusiasmo travolgente, come mi ricordava il presidente Nino Di Giacomo prima, un 3-2 che riuscimmo a portare via a fatica. Fu veramente una partita difficilissima, giocata con una squadra forte e con un territorio dei tifosi eccezionali a sostenere Agrigento. Là non so se c'era Lupo Ganef nelle file di Agrigento, mano di pietra, Franco Bertoli e Lupo Ganef, come lo definiresti? Beh, un genio e sregolatezza, perché veramente una fisicità eccezionale, perché era dotato di un fisico eccezionale e quindi geniale, ha fatto la differenza insomma nelle squadre dove ha giocato. Il tuo incontro di mental coaching, cosa possiamo dire su queste ragazze, come le trovate, perché andranno ad affrontare tra poco i playoff? Ma le trovate molto attente, molto concentrate su questi argomenti che chiaramente in un'oretta si possono solo così toccare appena un po', però diventare consapevoli già di certi meccanismi interiori mentali è importante. Poi c'è la parte allenamento, ma è un buon passaggio e le ho viste attente, concentrate e, come dicevi, non solo questo campionato ma sempre la vita è da ora in poi, e Aragona da ora in poi in questi prossimi 2 mesi ha tutto nelle sue mani. Se riuscirà a passare subito bene, se non riuscirà c'ha l'opportunità di passare con i playoff, quindi è importante la parte mentale, perché poi i playoff sono un momento dove la pressione è grande, quindi i pensieri, che sono la mente che mente, in realtà fanno sì che a volte sbagliamo la partita, e questo bisogna stare molto attenti in questa fase del campionato, ma le ragazze mi sembrano motivate, che abbiano l'obiettivo chiaro, e poi solo il futuro, che in realtà è un mistero, ci dirà il risultato che riusciremo ad ottenere. Ecco, Franco Bertoli, chiudiamo il capitolo per quanto riguarda la pallavolo, apriamo il capitolo Acragas. Presidente, intanto ti volevo fare vedere una grafica che riguarda la finale playoff che giocheremo a Palermo contro il Misilmeri, domenica 5 maggio alle ore 16. Campo Luisi Ribolla Palermo, perché il campo di Misilmeri è indisponibile. Ieri vittoria a Salemi per 6-0. Chi supera il turno sfiderà la vincente di Acque Dolci Ganci. Sì, siamo ora a reiterazione, come si suol dire. Ormai dopo una lunga cavalcata, e come abbiamo ripetuto più volte, una serie innumerevole di vittorie, quando nessuno ci credeva, ma noi abbiamo tenuto duro, siamo arrivati a quello che era il nostro obiettivo, l'obiettivo della società, l'obiettivo dei ragazzi, raggiungere i playoff, la finale del girone. Incontriamo, il destino vuole, il Misilmeri, con il quale durante il campionato abbiamo avuto vicissitudini varie, anche se poi si sono risolte sempre con risultati favorevoli per i nostri colori. Ricordo la partita interrotta, il 2-0 per il malore dell'arbitro, la partita si è ripetuta, abbiamo vinto 4-2 nel recupero, e quindi ancora una volta giocheremo col Misilmeri. L'anno del Misilmeri è nostro, diciamo, è una degna finale, diciamo, e noi non partiamo battuti, perché abbiamo dimostrato proprio col Misilmeri di essere attrezzati e forti, non temiamo nessuno. È chiaro che giocare in trasferta con 2 risultati su 3 contro riequilibra un po' tutto, per cui sarà una partita difficilissima, durissima, perché la posta in gioco sia per il Misilmeri che per l'Acragas è altissima. Si gioca un campionato, sacrifici di un anno, economici, sportivi, tutto in una partita come sono le partite a eliminazione purtroppo diretta. Diciamo che l'Acragas ha un solo risultato, la vittoria. Non solo un risultato, la vittoria, che a volte può essere un fatto negativo, però ti induce a giocare in maniera così, alla spacca, nel senso che a volte quando magari tu pensi di avere 2 risultati su 3, magari fai un gioco più sparagnino, e poi invece le cose non vanno
Dico, è una partita apertissima. Perché... Oltre ai giocatori più rinomati come Settecase, Cimino, Maniscalco, qual è il giocatore che ti ha sorpreso di più? Ma senza fare torto a nessuno, Musa, il ragazzo di colore, ha fatto un campionato, è partito timidamente, poi man mano giocando anche con giocatori di reparto di valore, è migliorato tantissimo, per cui considerata la giovane età e cosa, penso che possa fare una buona carriera. Settecase, è inutile che lo ribadiamo. Certo, un giocatore di categoria superiore, Michele, sicuramente. Superiore, abbiamo anche altri lamenti, Maniscalco. Sì, qualche informazione per i tifosi, per lo stadio? Si trova in via... Che capienza ha? Ma purtroppo dico, ci troviamo a giocare in uno stadio, se si può chiamare stadio, nel senso... Cioè, il campo di allenamento è un campo di allenamento. Della scuola calcio. Una specie di nostro Fontanelle, con tribune forse ancora più precarie di quelle di Fontanelle. Credo che però lì si è fatto lo spareggio Marineo-Miselmene, se non ricordo male. Non so come si potrà organizzare logisticamente questa gara, se, come spero molti agrigentini seguiranno la squadra in trasferta. Cioè, questa finale meritava uno stadio sicuramente migliore, una struttura sportiva migliore, perché dico, quello stadio sicuramente, questo campo non è nato per ospitare. Però il Miselmene, credo che l'amministrazione comunale si sta attrezzando per fare un nuovo stadio, quindi lode a loro che per tutto un campionato hanno giocato fuori lì, è stato pure questo campo per le dimensioni ristrette il loro punto di forza, per cui dico, sarà una partita apertissima. Queste misure ristrette potrebbero danneggiare il gioco dell'Agres. Il gioco dell'Agres è molto più arioso, più tecnico, più cosa, però dico, non partiamo assolutamente battuti, abbiamo purtroppo solo l'obbligo della vittoria, dobbiamo tornare da Palermo con la vittoria, altrimenti il sogno si interrompe. Però dico, a non essere pessimisti, sempre abbiamo fatto curriculum, in ogni caso siamo arrivati a una finale del girone, per cui chissà, una futura società possa chiedere poi in virtù di questo anche un eventuale ripescaggio, un'eccellenza, perché vediamo quante squadre falliscono durante le promozioni. Perché parli di futura società? Perché dico, siccome l'obiettivo non era questo, l'obiettivo dell'Agregas non è rimanere in promozione, è chiaro. Abbiamo fatto un sacrificio intanto per non fare morire il calcio ad Agrigento. Siamo riusciti questo siete stati ingomiabili. Siamo riusciti addirittura a avvicinare la gente che ormai era un pochino amareggiata e delusa nuovamente allo stadio. Si sono offerte per quella che era la categoria delle discrete prestazioni, il pubblico che ha aggredito. Qualcuno mi ha detto, sai, sono uscito più soddisfatto ora che quando giocavamo in Serie C. Certo è un paradosso, giusto? Perché il livello tecnico è diverso, però magari le emozioni che una gara con molti gol di promozione dava, in Serie C purtroppo soffrivamo e poi c'è stato l'anno... Ecco, Giuseppe Baresi e anche dalla regia Pietro Licausi ci mostrano lo stadio, il campo di è proprio che vicino, in via, ricordiamo, Viale Leonardo da Vinci, è un po' alle spalle del vecchio Motelaggi, diciamo, a salire verso il villaggio Santa Rosalia. Io ho cugini. Ci sarà una prevendita qui da Agrigento? Oppure... Non lo so, perché dico, ancora da un punto di vista organizzativo... sono previsti almeno 200 spettatori che partiranno da Agrigento. Non ci hanno fatto ancora pervenire niente dalla società, per cui dico, aspettiamo sia il costo del biglietto, sia... la dotazione. Ti chiedo questo perché altrettanti tifosi arriveranno da Miselmeri sicuramente, per cui si aspetta dai 400-500 spettatori, cioè, questo campo è in grado di ospitare 500 persone. Purtroppo la gente si accalcherà, cercherà di vedere quello che si potrà vedere. Anche perché la questura penso che si stia attivando in proposito per organizzare un po' la sicurezza e tutto. Dico, questo noi giochiamo dove ci dicono di giocare, non è un compito nostro purtroppo. Dico, sarebbe, come ripeto, più opportuno giocare ad Agrigento magari. Dico, penso che a Palermo o nelle vicinanze ci sia uno stadio più in grado di consono ospitare, per certo, una finale di playoff di questo del Ribolla, che dico senza offendere i proprietari titolari, ma quello è un campo nato per un'altra cosa, è nato per scuole calcio, per far giocare i ragazzini, e anzi l'hanno prestato al Miselmeri che ha avuto... Se no dovranno giocare a porte chiuse, speriamo di no. Fare uno spareggio, io ricordo soltanto, credo, una partita in Serie A
Bologna-Genoa negli anni che furono, che si giocò alle 5 del mattino a porte chiuse perché le squadre, le tifoserie erano... non andiamo lontano, c'è stata la finale di Coppa Libertadores sudamericana, si è giocata in Spagna perché tra Boca Juniors ma quello che ho detto è vero, il risultato degli annali, ci fu una partita che si disputava credo alle 5 del mattino a porte chiuse in Barboneo. Io mi rifiutavo di giocare. Non è vero, anche perché la sveglia doveva essere perlomeno alle 3 per giocare alle 5. Vabbè. E a proposito di annali e di gol che rimangono negli annali, io volevo mostrarvi un'altra perla di Nicola Arena col Marina di Ragusa, un gol realizzato proprio ieri. Abbiamo il servizio, 30 secondi, poi entriamo in studio. Che stop, salta un avversario, ancora Nicola Arena con il pallonetto! Che gol di Nicola Arena, il Marina di Ragusa trova il gol del raddoppio. Ogni aggettivo sarebbe vano per raccontarvi di questa pregevolissima rete da parte del numero 10 del Marina di Ragusa. Allora spazio ai nostri rallenti, 2 avversari scartati e poi un pallonetto delizioso. Allora, nel momento del video, andava in onda il video, Ambra mi diceva che conosce Nicola Arena perché a Modica hai giocato tu a Modica nella pallavolo e Nicola era nella squadra locale. Sì, eravamo, siamo coetanei, quindi io ero piccolina, avevo 18 anni e lui tanto quanto, era con il Modica. Il Modica, sì, era con le giovanili del Modica e poi ogni tanto credo andasse in prima squadra. E poi ci siamo ritrovati qui ad Agrigento quando lui era all'Acragas e io pure, quando abbiamo fatto la promozione. Una perla del genere di Nicola Arena la ricordo contro la Vibonese, non so se la ricordi, Presidente. Sì. Un pallonetto bellissimo. Nicola era per queste categorie sicuramente il genio, come diceva qualcuno. Ma anche in Serie C a Reggio Calabria, ha giocato nella Regina successivo dopo l'Acragas. Era incostante come tutti questi giocatori che non giocano 90 minuti. Però ci servirebbe. Fanno disperare gli allenatori perché non hanno quel rendimento sui No, però Rigoli lo metteva in riga. Però quando si accendono danno... come si dice? Quando si accende la lampada il genio poi faceva... Allora, siamo in chiusura, prima categoria. Abbiamo la classifica della prima categoria che si è concluso il torneo con la promozione dell'Armerina, ai playoff l'Empedoclina, la Leonfortese, il Master Pro San Cataldo e il Raffadali. Dunque, se non erro, dovrebbe esserci un Empedoclina Raffadali e un Leonfortese Master Pro per provare a vincere appunto questi playoff ed andare nel campionato di promozione. Retrocede il Branciforti e a Gira e Nissa si giocheranno lo spareggio play-out per non terminare in seconda categoria. Gli altri agrigentini, Aragona, Ravanusa, Gemini, ecco, si sono salvate, per cui il prossimo anno li rivedremo in questo torneo. Volevo farti vedere, Presidente, a proposito di calcio, quello che è successo ieri a Leeds in Inghilterra. Si è verificato un episodio, prego anzi la regia di fare vedere le immagini. Durante un'azione di gioco del Leeds che si giocava la promozione in Premier League, non so se l'hai vista. Bielsa, sì. Ecco, Bielsa, l'allenatore appunto del Leeds, praticamente, ecco, i giocatori non si sono fermati. E fanno la guerra come se giocassero a calcio. Per cui a dipinti tanti anni fa Churchill in maniera che proprio... parlando di un grande inglese. Sì. Allora, io ringrazio Ambra Composto per il suo intervento da tutto campo, in bocca al lupo per i playoff, Ambra, per la partita di sabato a Giarre. Grazie a voi. Grazie anche al presidente dell'Acragas, impegnato anche con i playoff, ecco, domenica. Incrociamo le dita, Presidente, ovviamente tutti uniti con l'Acragas. In chiusura c'è un servizio su Franco Bertoli ancora, perché ha parlato proprio un minuto di Agrigento città, come l'ha vista, a differenza di tanti anni, ha speso belle parole per la nostra città, qualcosina non gli è garbata, ecco, come direbbero in Toscana. Lo vediamo, io nel frattempo vi saluto e vi invito a lunedì prossimo, alla prossima puntata. Arrivederci. Ma è difficile, però dovessi dire è cambiata in meglio. Siete, o la città è più consapevole di quello che vale. Anche in questi giorni mi sono fatto la scala dei Turchi, oltre alla Valle dei Templi, oltre alla cattedrale,
E ho visto una città più ordinata, più consapevole di quello che ha, perché avete un valore culturale, storico, artistico fantastico, con un clima, dei colori, l'aria, i profumi. Poi Nino è stato fantastico, il cibo. No, perché al nord il pane, dico una sciocchezza, il pane non sa più di pane, nel senso che abbiamo perso di vista, e qui quindi nel ritrovare, forse oggi l'ho vissuta con una maturità diversa, perché senza offesa, ma quando sei giocatore non vivi completamente, no? Quindi oggi vedo questa realtà, questo territorio in un modo più consapevole, la parola, e ho visto proprio una città che tra l'altro si sta sistemando a destra, a sinistra, ci sono insomma attenzioni, quindi mi auguro proprio per voi. Ho parlato anche con l'assessore, perché stamattina, ecco, volendo trovare, perché mi è piaciuto visitare, abbiamo visitato tutto il teatro di Pirandello, no? Sabato, domenica, ho dovuto guardare io e Nino dai vetri, e ho detto ma c'è il ponte il 25 di aprile, c'è il 1° di maggio, no? Questi sono giorni che è pieno, non so, di turisti, non so se avete visto, di stranieri, forse io, siccome ero un turista, ho vissuto, questa è una ricchezza veramente grandissima che oggi più di allora credo abbia, cioè allora, per dire, anche gli stranieri c'era molto meno, anche se torno a dire, con gli occhi dell'atleta forse vedevo di meno, vedevo di più il campo e la palla, che era giusto così come vogliono i miei.